Ti chiama Andrea, ma le porte non si aprono. Se aveva slacciato la cintura, che con tutta la mano l'ho tirata fuori. Le urla spezzano il silenzio, ovattato dalla nebbia. Sono le 5:09 quando Andrea Boscaro si precipita fuori di casa in soccorso della sorella che con l'auto era appena finita nell'acqua dell'idrovia che costeggia via Villanova a Saonara. La donna era uscita per andare al lavoro, ma la nebbia era talmente fitta che non riusciva a vedere la fine della stradina che costeggia il canale. L'auto precipita e la 52enne riesce appena a chiamare il fratello al telefono che vive proprio lì. Andrea vede la Renault Twingo inabissarsi e si getta in acqua. È un gesto eroico. Ti butti dentro, lei ti chiamava, le luci della macchina erano ancora accese, la batteria andava ancora, le luci della macchina erano ancora accese. E lei ti chiamava Andrea, ma le porte non si aprono, non si aprivano. L'acqua aveva già riempito l'abitacolo, in quel momento lo sportello dell'auto si apre. L'acqua fredda ti porta via le mani, le braccia, ti cava il respiro, ma devi lottare. C'è tanto da fare, devi lottare. Quando è riuscito ad aprire la porta e ad estrarre sua sorella, poi cosa le ha dato la forza di tornare a riva? Che era ancora viva. Questo era ancora viva. La donna deve la vita al coraggio del fratello Andrea. In poche bracciate riescono entrambi a raggiungere la riva, nonostante l'acqua gelida rendesse difficili i movimenti. Era ghiacciata in ipotermia, ma era ancora viva. Sua sorella cosa le ha detto? Niente, niente. Vi siete abbracciati? Sì. La sua fortuna è che è stata cosciente. È stata cosciente e mi ha chiamato, se no la trovavamo chissà quando. Grazie ad un vicino di casa, nel frattempo erano stati allertati anche i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto e hanno estratto dall'acqua la macchina che ormai era affondata. Sul posto anche i carabinieri e il SUEM per le cure.